abbiamo seguiti per 38 domeniche, con loro abbiamo gioito, con loro abbiamo pianto. Adesso è arrivata la domenica della verità, quella della finale di ritorno dei playoff. A Busto Arsizio si gioca Pro Patria Padova. I biancoscudati non hanno che un risultato per andare in B, ovvero la vittoria. Ancora con l'inserimento tentato da Toledo, Toledo in area di rigore, ancora Toledo, l'esterno, Cano, la parata, poi ancora Cano che ci arriva, che pericolo però, prima con Toledo e poi con Fofana, ci riesce sulla tre quarti, poi in profondità per Di Nardo, si apre un corridoio, ancora Di Nardo, potrebbe andare nell'1 contro 1, ancora Di Nardo tra due giocatori, riesce a dare per Varricchio, Varricchio in area di rigore, ancora Varricchio, cerca di liberarsi, va al tiro, rimpallato di Venanzio. Pederzoli in profondità proprio per Baccolo, Baccolo può andare nell'azione personale, scarica centrale, un po' di confusione, Varricchio, poi Gianbruno che si salva. L'arbitro aveva già visto un fallo di mano però di Varricchio. Toledo, centrale per Correa, ancora con Fofana, Correa prova ad andare al tiro, rimpallato, Toledo, possesso il pallone, serie di finta, a parte di Toledo, Correa al limite, pallone in area per Fofana, Cano che ci arriva, Cano. Super Cano, ha fatto una parata incredibile perché gli ha tirato di punta come se fosse a calcio a 5, è stato straordinario, ha avuto una reattività incredibile, Cano salva il Padova. Il movimento mischia all'altezza dell'area piccola, arriva ancora Nasca, cade un giocatore del Padova, colpito un giocatore del Padova di Venanzio, colpito un giocatore del Padova di Venanzio, rimane a terra, vediamo se Romina Santuari ha visto qualcosa, va Faisca a chiedere al collaboratore dell'arbitro se ha visto qualcosa, va l'arbitro, mi pare abbia estratto un cartellino, un cartellino giallo di qua e uno di là, dalla buona anche di Venanzio forse, ho visto anche andare Venanzio, cartellino giallo per tutti, Baccolo, troppo corto il passaggio, allora la Pro Patria può attaccare da quella parte con Di Venanzio, attenzione perché Di Venanzio era già stato ammonito poco fa e quindi c'è l'espulsione, espulso Di Venanzio, era stato ammonito prima. Poi Bovo tra due giocatori perde però il possesso del pallone, ancora con Doprado, lancio per Toledo, mette giù il pallone con il petto, Fofana dentro. Rabito in mezzo a cercare, se non Rabito lì in mezzo, Patrascu a cercare una deviazione, grande movimento in area di rigore, sul contrasto, ancora il movimento, Patrascu in mezzo, Varricchio, la palla che rimane lì, poi gol! Di Nardo, gol! Padova in vantaggio, 35esimo del secondo tempo, esplode il biancoscuro. Su quella palla di Gianbruno che l'andata era stato straordinario, questa volta l'ha lasciata lì e Di Nardo, Totò Di Nardo è riuscito a portare il Padova in vantaggio, adesso si soffrirà per 11 minuti. Sì. Il pallone, palla che filtra, Di Nardo alza il pallone, Gianbruno tocca con le mani ancora Di Nardo, no! 2-0, Di Nardo, 2-0 e Gianbruno è andato fuori anche questo. Stiamo zitti che ci menano qua, ma andiamo in Serie B, Andrea! Di Nardo, 2-0, 38esimo del secondo tempo. Totò Di Nardo cosa ha fatto? Ha resistito a una carica e l'ha buttata dentro. 2-0, portatemi una macchinetta per la cardiologia. 2-0, Di Nardo. E ancora lui il grande protagonista, Antonio.
Che impresa, il Padova in B, il Padova in Serie B, che impresa dei biancoscudati, il Padova in Serie B, amici, incredibile. Adesso godiamoci tutte le immagini della grande festa. Grazie Padova, grazie. Applausi alla Propatria, ma tanti applausi anche per il Padova. Ha fatto una partita straordinaria in inferiorità numerica, stupendo. E adesso guardatele queste immagini, erano tanti anni, ci sono venuti pelli, quante delusioni, quante amarezze, quanti veleni da buttare giù. E anche quest'anno dicevano la squadra non andrà da nessuna parte, è morta, è un funerale. E adesso Serie B e Serie B. E noi c'eravamo in tutti i campi, in C2, siamo andati dappertutto, siamo andati a Imola, siamo andati in tutti i campi della periferia del mondo, cavolo. E adesso dopo tanti anni finalmente la soddisfazione di avercela fatta. Gianluca è emozionato, io tremo, allora se no mi viene un infarto.